Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Antivirus, sono negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma sulla turista argentina ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite. A Palermo passato al setaccio lo Zen alla ricerca di pistole, fucili e Kalashnikov usati negli ultimi attentati, controlli anche a Sferracavallo. A Gela ancora spaccate, crescono rabbia e paura tra i commercianti che iniziano a parlare di ronde notturne. Banda specializzata in furti d'auto a Catania, i carabinieri arrestano 3 ladri. Addio Alessia, la piccola tifosa rosanero, malata di tumore, non ce l'ha fatta, il dolore di Jacopo Segre e degli altri giocatori del Palermo, camera ardente al Barbera. Fiera Mediterranea del Cavallo da venerdì a domenica nella tenuta Ambelia di Militello in Val di Catania, sport equestri e attività all'aria aperta. Musica dopo i trionfi internazionali, il trio del Volo torna in Sicilia per una storica prima volta al Teatro Greco di Siracusa e poi a Taormina. Calcio, febbre da playoff, il Catania attende di conoscere il suo avversario domani amichevole al Massimino. Bentrovati a Messina, la paziente argentina ricoverata per un caso sospetto di antivirus è risultata negativa dopo i test effettuati allo Spallanzani di Roma. La donna ha una polmonite. Sentiamo Francesco Triolo. È risultata negativa all'antivirus la paziente ricoverata al Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. Il campione prelevato sulla donna è stato analizzato con le strumentazioni più moderne allo Spallanzani di Roma, riferimento nazionale per test su malattie infettive complesse o rare, come quello per l'antivirus. Sono state effettuate analisi del sangue e dalle urine specifiche mirate a rilevare anticorpi o materiale genetico del virus. La 49enne argentina era arrivata domenica scorsa al pronto soccorso del Policlinico messinese per una sospetta polmonite e ha dichiarato di provenire da una zona endemica dell'Argentina, seppure non avesse avuto contatti con gli altri casi di antivirus sinora riscontrati. Era stata quindi immediatamente posta in biocontenimento già al primo accesso nell'area di emergenza per poi essere trasferita nel reparto malattie infettive dove ha proseguito le terapie sempre in isolamento. Pur non rientrando nella definizione di caso sospetto, però, gli operatori sanitari hanno seguito il protocollo previsto dalla circolare del Ministero della Salute e a scopo precauzionale per completezza diagnostica si è proceduto a contattare lo Spallanzani che ha ritenuto opportuno l'approfondimento diagnostico e questa mattina è giunta anche la conferma che il test è negativo. E sui sintomi, su come avviene il contagio e altri dettagli abbiamo sentito l'infettivologo Jacobello. Dottor Jacobello, i sintomi dell'antivirus. I sintomi sono tipici di un virus influenzale, quindi inizialmente una sintomatologia delle prime vie aeree, mal di gola, rinorrea, particolare affaticamento e soprattutto febbre. Nell'arco dei giorni però la patologia può diventare severa con un interessamento polmonare che a differenza del Covid è interstiziale ma può diventare emorragico. Come avviene il contagio? Il contagio avviene attraverso, fino ad ora noi avevamo la certezza che il contagio avvenisse attraverso le deiezioni e le urine dei topi, dei roditori, che venivano una volta aerosolizzati, diffondevano nell'aria il virus. Però la scoperta di questa nuova variante, Andes, ha modificato in un certo senso, ha fatto il salto di qualità e il salto anche di specie, per cui con questa variante il contagio interumano è possibile, anche se a differenza del Covid c'è bisogno di un contatto stretto, prolungato, perché possa avvenire il contagio. In cosa consiste il tracciamento? Per questo virus il problema del tracciamento diventa più complicato perché siccome il periodo di incubazione varia da 10 a 40 giorni, è chiaro che se un soggetto ha avuto il contagio 40 giorni prima ma sviluppa i sintomi dopo un periodo così lungo, è difficilissimo poi andare a individuare tutti i contatti. Dottor Jacobello, il piano pandemico per l'antivirus?
Il piano pandemico per l'ambavirus è sostanzialmente il piano pandemico uguale a tutte le grandi pandemie, naturalmente l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e soprattutto il controllo dei contatti e gli isolamenti dei pazienti che hanno avuto il contatto. Andiamo a Palermo, caccia all'arsenale delle intimidazioni degli ultimi mesi allo Zen e a Sferracavallo, in azione polizia e carabinieri, e questo dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha stabilito le nuove misure di controllo del territorio. Manlio Viola. Quartiere Zen passato al setaccio alla ricerca dell'arsenale delle intimidazioni. Polizia e carabinieri dall'alba hanno preso d'assedio i padiglioni dello Zen, da dove si pensa partano danneggiamenti e intimidazioni degli ultimi mesi. Si cercano pistole, fucili e soprattutto i Kalashnikov degli ultimi attentati. È la prima azione messa in campo all'indomani del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha stabilito una serie di controlli aggiuntivi. Nessuna nuova zona rossa, ma maggiori controlli dinamici e un rafforzamento dei servizi sul territorio, anche di notte, allo Zen e a Sferracavallo. Nel corso della mattina c'è stata una riunione del coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto Mariani, alla quale hanno partecipato anche il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia, mentre nel pomeriggio il prefetto ha tenuto una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni anti-racket. A loro è stato chiesto un rafforzamento dell'impegno a fianco dei commercianti, anche per attivare quando necessario le norme di sostegno anti-racket. Positiva ma prudente la reazione di abitanti e commercianti della borgata di Sferracavallo. Io mi auguro che questa attività possa essere continuata nel tempo, specialmente in estate e la notte, soprattutto quando la borgata è più vulnerabile a questi attacchi. Non c'è bisogno di educazione, manca quello, purtroppo. Intanto giovedì 28 maggio, fra 2 settimane, a Sferracavallo, come già avvenuto nei mesi scorsi allo Zen, sbarcherà la Commissione regionale antimafia. Si terrà una seduta pubblica di solidarietà e di vicinanza al quartiere, agli abitanti e ai commercianti. Già nella relazione al Parlamento regionale di 2 anni fa, ricordato il presidente Cracolici, si era manifestata la preoccupazione per la crescente circolazione di armi anche da guerra. Ancora paura e tensione a Gela, dove 2 uomini hanno tentato di assaltare una tabaccheria armati di mazza. Nonostante i ripetuti colpi contro la vetrina, i malviventi non sono riusciti a entrare e poi sono fuggiti all'arrivo dei vigilantes. Ma è l'ennesimo tentativo di spaccata, alcune riuscite, altre no, che avvengono a Gela, dove crescono rabbia e paura tra i commercianti, che adesso iniziano a parlare anche di ronde notturne. Jerry Italia. Il rumore dei colpi nel silenzio della notte, poi la fuga improvvisa all'arrivo della vigilanza e l'ennesimo tentativo di spaccata che colpisce il centro storico. Sono circa le 2:30 quando 2 uomini arrivano davanti a una tabaccheria armati di mazza, puntano direttamente alla vetrina nel tentativo di sfondarla e introdursi all'interno del locale. I malviventi colpiscono più volte il vetro con violenza, ma durante l'assalto la mazza si rompe. Nonostante questo, continuano a tentare di aprirsi un varco prendendo a calci la vetrina, senza però riuscire a entrare. A mettere fine al raid è l'arrivo dei vigilantes impegnati nel controllo della zona. I 2, accortisi della presenza della sicurezza privata, scappano rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Un episodio che arriva appena 2 notti dopo l'arresto in flagranza di un uomo accusato di aver tentato una spaccata ai danni di una parrucchieria in via Venezia. Ma la sequenza di furti e tentativi di assalto registrati negli ultimi mesi continua ad alimentare rabbia e paura tra gli esercenti del centro storico. Tra i commercianti c'è anche chi pensa all'organizzazione di ronde notturne per presidiare le attività commerciali. Una prospettiva che la Confcommercio locale prova a disinnescare, invitando a mantenere fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e chiedendo un rafforzamento dei controlli sul territorio. Noi stiamo cercando in tutti i modi di evitare tutto questo, ci fidiamo delle forze dell'ordine, sappiamo che stanno lavorando e speriamo che al più presto anche gli altri autori di queste spaccate vengano assegnati alla giustizia. Il clima nel centro storico resta però pesante e mentre commercianti e residenti chiedono maggiore sicurezza cresce la preoccupazione per un'escalation criminale che sembra non arrestarsi. Incidente mortale nella notte a Paceco, a perdere la vita Luciano Crapisi, tecnico di radiologia dell'ospedale Sant'Antonio di Trapani. La vittima è finita con la sua moto Ducati contro un jersey in cemento posizionato lungo la carreggiata e la statale 115. A Catania i finanzieri hanno arrestato in flagranza di reato un corriere della droga che, nascosta nell'auto su cui viaggiava,
trasportava 4 panetti di cocaina per un peso complessivo di 4,5 kg di cocaina. La scoperta è stata fatta durante un controllo all'uscita dal casello di Acireale della A18, l'autostrada Messina-Catania. Secondo stime degli investigatori, la droga, se venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per quasi 1 milione di euro. E sempre a Catania la polizia ha arrestato un 32enne che su uno scooter trasportava più di 2 kg di cocaina, mentre gli agenti e la questura hanno arrestato un 24enne che aveva uno stock di diverse droghe, anche sintetiche. Restiamo a Catania, erano specializzati nel furto di auto 3 uomini, tutti catanesi e tutti con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rubato un'auto in pieno centro commerciale a Catania. Desiree Ferlito. Banda specializzata nel furto di auto in azione in un centro commerciale a Catania. 3 uomini catanesi, tutti con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Catania con l'accusa di furto aggravato in concorso. Determinante la segnalazione degli addetti alla sicurezza del centro commerciale che avevano notato movimenti sospetti tra le auto in sosta. 2 di loro si avvicinano a una Fiat 500 parcheggiata, mentre il terzo fa da palo. Utilizzando una chiave spadino forzano la serratura per poi collegarsi alla centralina elettrica, avviare l'auto e scappare. Le gazzelle dei carabinieri, allertate in tempo reale dalla centrale operativa, hanno subito intercettato i fuggitivi. Da lì un inseguimento ad alta tensione, dove i complici a bordo di una Fiat Panda hanno tentato di ostacolare le pattuglie per favorire la fuga dell'utilitaria appena rubata. Più complesso invece fermare il conducente a bordo della vettura rubata, che lungo via San Giuseppe l'Arena ha proseguito la sua folle corsa, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. Poi lo schiantro contro un furgone che proveniva dal senso opposto di marcia. Nonostante l'impatto, il 36enne ha tentato la fuga a piedi per poi nascondersi tra la vegetazione vicino all'asse viario che costeggia l'aeroporto, prima di essere bloccato dai carabinieri e arrestato. A Cefalù un uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco, era in avanzato stato di decomposizione, a vegliarlo la moglie trovata in stato di shock. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia mentre la donna è stata ricoverata in ospedale. Alessia, la bambina affetta da un tumore aggressivo, non ce l'ha fatta, è morta la scorsa notte dopo aver lottato come una guerriera contro una malattia che non le ha dato scampo. Grande tifosa del Palermo, era diventata un'icona dei tifosi. Marco Gullà. La piccola Alessia non ce l'ha fatta. La bambina, tifosa del Palermo, è morta la scorsa notte dopo una lunga battaglia contro un tumore aggressivo contro cui lottava. Aveva 8 anni. Negli anni aveva affrontato un percorso terapeutico complesso. La sua storia aveva commosso la città e il mondo rosanero. Alessia aveva stretto un legame particolare con il vice capitano del Palermo, Jacopo Segre, che nei mesi scorsi era andato a trovarla a casa e aveva continuato a informarsi sulle sue condizioni. E adesso a San Giovanni La Punta, dove la storia di Suor Nadir ha commosso tutti. Sentiamo Eva Spampinato. Si sono messe in auto di buon mattino per venire a dare l'ultimo saluto a Suor Nadir qui a San Giovanni La Punta, alle porte di Catania. Voi da dove arrivate? Dalla Mezia Calabria. Siete venuti apposta? Sì, apposta, perché siamo pure noi brasiliani e quindi la conoscevamo. Le consorelle del monastero delle Carmelitane invece sono ancora sconvolte da quei momenti di panico vissuti tra le onde alte della spiaggia di Vaccarizzo, dove poi è annegata Suor Nadir per salvare 2 sorelle. Noi faremo il documento giusto come Carmelitane, mi scusa. Senta, ma un messaggio che volete mandare? Ma il via vai di fedeli e amici oggi è incessante. L'ho vista ora, è serena, è bellissima. E ha donato la sua vita per le sue suore. Morire per amore. Il messaggio più potente che esista, di coraggio e generosità in un mondo dominato da violenza ed egoismo. Ha rappresentato lei quello che si dovrebbe fare, quello che dovremmo essere. Non deve essere un mondo sempre di egoismo, un buon esempio. Ci salutavamo, ci facevamo gli occhi dolci. Settimanalmente loro venivano da noi e davamo un sostegno anche alimentare, di vestiario per i loro assistiti. Qui davanti al piccolo monastero la morte oggi assume un'altra sostanza e apre le porte alla riflessione.
Un segno di luce per i giovani, pure per le famiglie, è ciò che ha fatto lei. La storia della giovane suora brasiliana è un esempio universale, nata in una famiglia poverissima, cresciuta dagli zii, finita in brutti giri di estremisti politici, a 15 anni la conversione, come ha raccontato lei stessa. Perché sono l'amore di Dio, può spiegare che una giovane adolescente una morte che lascia un vuoto, ma anche un grande insegnamento che va oltre la religione. A Barcellona Pozzo di Gotto è stato arrestato l'uomo che tempestava di telefonate e messaggi la ex, a cui aveva nascosto nell'auto anche un dispositivo di tracciamento GPS per poterla localizzare in tutti i suoi spostamenti. La donna, collega di lavoro dello stalker, veniva anche pedinata e minacciata di ritorsioni fisiche. Adesso una breve pausa e poi altre notizie e altri servizi. Questo fine settimana, a partire da venerdì, alla tenuta Ambelia, che si trova a Militello Val di Catania, tanti sport equestri e sano divertimento tra la natura con la Fiera del Mediterraneo del Cavallo, un evento gratuito per tutti che riserva tante sorprese. Simona Mazzone. Un concorso di salto a ostacoli, un circuito allevatoriale, un'area dedicata alle razze autoctone siciliane e poi spettacoli, prodotti tipici dell'isola e per finire il Gran Galà. Saranno 3 giorni straordinari nel fine settimana dal 15 al 17 maggio alla tenuta Ambelia in territorio di Militello, dove è stata allestita la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo, organizzata dall'Istituto Incremento Ippico con il patrocinio della Regione Siciliana e diversi partner istituzionali. Un evento gratuito che torna sempre più ricco. Si vedranno più di 300 binomi, il puro sangue orientale, il cavallo sanfratellano, il cavallo siciliano, l'asino pantesco, l'asino ragusano e l'asino grigio ferrante di Rosso Malpelo di Verga, su cui stiamo lavorando per avere l'apertura del libro genealogico. Tra le novità attese quest'anno il nuovo logo dell'istituto per un progetto sempre più ampio e ambizioso da proporre al territorio, ma che punta anche alla partecipazione a fiere e eventi oltre lo stretto. L'istituto fa il restyling, il nuovo logo rappresenta un connubio tra la storia, tra la tradizione e il futuro, tant'è vero che è presente il simbolo del deposito Stallone che rappresenta la storia, da dove nasce l'istituto, e poi c'è l'idea dell'azione, l'idea del movimento e dell'innovazione, che è quello che interpreta l'istituto in questo momento. Durante la manifestazione saranno esposti una sella e un frustino concessi dalla Casa Museo Gino Augusti appartenuti a Francesco Baracca, celebre aviatore della Prima Guerra Mondiale, che li ha donati a Enzo Ferrari, da cui ha ideato il logo delle sue fiammanti automobili. E adesso a Ragusa, dove come ogni primavera i ragazzi dell'Anfas si prendono cura degli spazi verdi del centro attraverso attività di giardinaggio affiancati dagli operatori. Sentiamo Veronica Barbarino. Piacciono i fiori? Sì, abbastanza. Li pulisco, tolgo quelli vecchi, metto quelli nuovi, innaffiare. Non sbocciano solo fiori, ma anche fiducia, autonomia e relazioni nei vasi della Fondazione Anfas Ragusa Comunità e Futuro ETS, dove ogni giorno prende forma un progetto speciale. Da un paio d'anni ci occupiamo dell'ambiente, a livello di fiori, a livello oggi abbiamo piantato questa piantina di alloro, ci occuperemo di accudirla come si deve. Sto mettendo la piantina lì per farla diventare grande. Tra le attività del centro diurno Anfas, il giardinaggio diventa un'esperienza di grande valore, un percorso fatto di gesti semplici che si trasformano in grandi traguardi quotidiani. Il fatto di prendersi cura delle piante, di annaffiare le piante, di vedere crescere le piante, questo crea soddisfazione e gratificazione e anche aumento di autostima, di sicurezza in se stesso, oltre che una crescita personale appunto e relazionale. Ma non è solo la terra a raccontare queste storie di crescita. Al centro ogni giorno prendono forma altri percorsi, dalla ceramica, dove le mani modellano idee e creatività, al laboratorio artistico, dove la manualità diventa occasione di concentrazione, collaborazione e gratificazione. Tutto per offrire a ciascuno la possibilità di esprimersi e imparare.
Parliamo di musica. Dopo i trionfi internazionali, il trio del Volo torna in Italia per una storica prima volta al Teatro Greco di Siracusa e poi a Taormina. Ci raccontano l'emozione di questo debutto Ignazio Boschetto e Piero Barone, i due tenori siciliani del trio, che usciranno anche con un nuovo singolo. Eva Spampinato. I'm Ignazio, I'm Piero, I'm Gianluca. We are Il Volo. 17 anni di successi in giro per il mondo, partiti poco più che bambini dall'Italia e diventati icone globali del bel canto. Nella loro carriera hanno cantato nei palcoscenici internazionali più importanti. L'America Latina è diventata la loro seconda casa, ma c'è sempre una prima volta che sa di stupore e meraviglia, e sarà proprio in Sicilia. Io personalmente sono quasi un anno che non torno in Sicilia, quindi siamo molto felici. Poi Siracusa sarà la prima volta che canteremo lì. Noi, oltre che essere dei visitatori, saremo anche protagonisti di quel posto, ma protagonista sarà anche il pubblico, perché noi ci teniamo a definire il pubblico parte integrante del concerto. Dopo il sold out in America Latina e negli Stati Uniti, Il Volo tornerà in Italia e a luglio debutterà al Teatro Greco di Siracusa, l'11 luglio. Non conosciamo il posto, quindi sappiamo che è uno dei posti più belli in Sicilia da dove potersi esibire, ecco. Per poi raddoppiare al Teatro Antico di Taormina il 22 e il 23 agosto. Che effetto fa tornare in Sicilia, in teatri storici che hanno una storia incredibile e impressionante, dopo aver girato in realtà davvero tutto il mondo? Per noi siamo molto affezionati a Taormina, anche perché Taormina è stato uno dei primi concerti che abbiamo fatto in Italia nella nostra carriera. Intanto sta per uscire il nuovo singolo Cuerpos in Alma con la star latina Carlos Rivera, una versione italo-latina della canzone di Riccardo Conciante, Bella Senz'anima. Con Carlos c'è sempre stata una grande amicizia, un po' come nascono le cose più semplici in una cena, anche perché il padre era molto fan di Riccardo Cocciante quando la canzone esplose anche in Latino America. Prepareremo un tour perché tra qualche anno saranno 20 anni di carriera, però prima di tutto questo ci sono le puntate su Canale 5 di Tutti per Uno, quindi c'è tanto lavoro, ma siamo felici perché viviamo facendo quello che amiamo fare, per cui siamo nati. Dopo il TG, appuntamento con Sicilia 24 Focus, la scuola con la nuova versione degli esami di maturità e le novità della riforma degli istituti tecnici. Ospite di Giusy Zara, Maria Trovato, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Catania, e Giorgio Laplaca, del sindacato Gilda degli insegnanti e la voce degli studenti, in diretta su Telecoro alle 14:30. I vostri messaggi al 342 74 55 005. Ci vediamo tra poco per il calcio. Eccoci al calcio. Domenica il Catania giocherà la prima partita dei play-off, domani amichevole al Massimino. Toscano proverà i suoi giocatori in vista proprio della prima gara. Francesco Triolo. Domenica il debutto nei play-off, un impegno che si avvicina e che il Catania sta preparando da giorni, prima a Veronello, adesso in sede. Questa mattina i rossazzurri hanno svolto un'altra seduta di avvicinamento alla gara di domenica, una sfida d'andata che si giocherà lontano dal Massimino contro un avversario ancora da definire, lo dirà il sorteggio dopo il ritorno del primo turno nazionale. Toscano si porta dietro un paio di certezze arrivate dal ritiro della scorsa settimana, quelle dei recuperi di alcuni giocatori chiave come Miceli, Donnarumma e Casasola, tutti fermi nell'ultima giornata di campionato a Caravaggio e nel 4-1 di giovedì scorso contro l'Inter Under 23, che però hanno giocato poi la partitella in famiglia finale. Casasola è quello che più degli altri sembra essere in grado di accorciare i tempi del rientro inizialmente previsto per la gara di ritorno del secondo turno nella fase nazionale dei playoff ed essere quantomeno convocabile per la sfida d'andata. L'unico che al momento sembra essere più indietro è Corbari, che si spera di recuperare per il ritorno al Massimino. Un test significativo per capire le condizioni attuali di tutta la rosa potrebbe essere quello di domani, con una sorta di allenamento congiunto che la società sta organizzando probabilmente con il Santa Venerina, vincitrice del campionato di promozione. Per l'occasione le porte del Massimino dovrebbero essere aperte. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.